Alleluia. Condividiamo insieme quanto Pietro scrive nella sua prima epistola. Prima Pietro capitolo 2 dal primo verso fino al verso 10. Prima Pietro capitolo 2 dal primo verso fino al verso 10, e poi vi farò leggere qualcos'altro più avanti. Gloria al Signore, grazie per esservi alzati in piedi. È nostra consuetudine, quando c'è la parola di Dio che viene letta, onorarla anche con l'atteggiamento fisico. Gloria al Signore, a Dio sia la lode. Gettando dunque lontano da voi ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie e le invidie e ogni sorta di maldicenze, come bambini appena nati, appetite il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, seppure avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poiché si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è quella che è diventata la pietra angolare. È una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Accomodatevi pure. Alleluia. In questi versi che abbiamo letto, l'Apostolo Pietro parla di una pietra vivente che per gli increduli è d'inciampo, ma per chi ha creduto è la nostra salvezza. E questa pietra vivente è il nostro Signore, è Gesù Cristo. Amen. Questo prova ancora che quando Gesù si rivolge a Pietro, dicendogli tu sei Pietro, e su questa pietra io edifico la mia chiesa, non stava parlando dell'uomo Pietro, ma stava parlando di se stesso. Lui è la pietra. E nella sua epistola Pietro riconosce che lui non è nessuna pietra se non quella pietra vivente derivata dalla pietra vivente per eccellenza. Come ognuno di noi è parte di questa pietra vivente, perché avendo accettato Gesù nella nostra vita è divenuto parte in noi. Gloria a Dio, è un motivo per essere felici, vero? Gloria al Signore. Ora, l'invito che fa Pietro è di gettare lontano da noi ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie, le invidie, ogni sorta di maldicenze. Amen. Perché? Perché siamo nati di nuovo. È vero? Perché siamo divenuti anche noi pietre viventi. Gloria a Dio.
E quindi dice, come bambini appena nati, perché siamo nati di nuovo, come bambini appena nati, desiderate, appetite il puro latte spirituale. Amen. Cos'è il puro latte spirituale? È quella parola semplice che ci conferma che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Amen. Non sono grossi studi dottrinali, scuola biblica. Il puro latte spirituale. La scuola biblica e gli studi dottrinali è un cibo un po' più solido. Ma l'importante, l'essenziale, per chi nasce di nuovo, è il puro latte spirituale. Amen. Poi, gloria a Dio, non possiamo rimanere sempre neonati, vero? Bisogna che cresciamo nelle vie del Signore e vogliamo crescere nelle sue vie. Amen. Amen? Signore, io voglio crescere nelle tue vie. Alleluia. Appetite il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, accostandovi a Lui, pietra vivente. Sta parlando di Gesù. Ora, Gesù è stato rifiutato dagli uomini in quanto pietra vivente, però davanti a Dio è scelta preziosa, perché Dio ha voluto mandare il suo figliuolo. È quello che Dio ha scelto, il piano che Dio ha scelto per salvare l'umanità. Mandare il suo figliuolo. Non generato da carne, ma è Lui stesso. Amen. Dio stesso che si fa carne, si umilia, diventa come l'uomo. Alleluia. Per la nostra salvezza, per la salvezza di tutta l'umanità. Alleluia. Quindi questa pietra preziosa, questa pietra vivente, Gesù, è stato scelta da Dio, è scelta e preziosa questa pietra. E anche voi siete delle pietre viventi e siete edificati per formare insieme una casa spirituale. Questo concetto è importantissimo. Non possiamo pensare che siamo isole poste qua e là. No, abbiamo bisogno di stare insieme. Amen. Perché così è scritto. Alleluia. Voi come pietre viventi siete edificati per formare insieme un edificio spirituale. Amen? Amen. Signore, facci amare stare insieme, Amen. perché insieme siamo la tua Chiesa. Da soli siamo parte della tua Chiesa, ma non possiamo essere isole. Alleluia. Noi siamo parte di un regno. Amen. Amen? Amen. Alleluia. Quindi siamo nati, formati da Dio per essere un sacerdozio santo. Che bello. Qua parla del ministero del sacerdozio. Cioè noi possiamo pregare per gli altri. Amen? Amen. Insieme siamo stati fatti sacerdoti. Amen. E siamo anche re, figli del re. Siamo sacerdote e figli di re. Amen. Alleluia. E ancora ribadisce ciò che è scritto nel Vecchio Testamento. Pietro, quando dice, si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, ahimè, ci sono gli increduli. E il mondo è pieno di increduli. E per gli increduli, per chi non vuole credere, questa pietra sarà d'inciampo, non è di salvezza, ma è di inciampo, perché lì sbagliano, lì cadono. Possono essere le persone più giuste, umanamente parlando, più brave, che fanno del bene, ma questo non li porterà a salvezza, perché la pietra che Dio ha scelto sarà per loro pietra d'inciampo, perché lì sbagliano nel non accettare Gesù. Amen? Alleluia.
Difatti, essendo disubbidienti, dice Pietro, inciampano nella parola. E a questo sono stati anche destinati. Ma voi, e qui si rivolge a noi, Chiesa del Signore, ma voi, guardate quanto ci ama il Signore. Guardate che belle parole che scrive Pietro. Voi siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una gente santa. Che belle parole, vero? Un popolo che Dio si è acquistato. Amen? Che onore appartenere al popolo di Dio. Oh no, fratelli e sorelle? Io mi sento onorato. È un grande onore per me servire il Signore e appartenere al suo popolo. È un onore immeritato. Alleluia, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Ma come Dio si è acquistato questo popolo? Quanto ha pagato? Ha pagato il prezzo che nessuno poteva pagare. Amen? Ha versato il suo proprio sangue. Alleluia. E Dio ci ha acquistati, Dio ci ha formato come suo popolo per uno scopo, affinché proclamiate le sue virtù. Amen. Per questo ci ha acquistati, affinché possiamo proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre a questa meravigliosa luce. Amen. Qual è lo scopo? Perché siamo Chiesa del Signore. Qual è lo scopo che Dio ci ha chiamati a servirlo? Affinché possiamo proclamare agli altri. Amen? La luce che è dentro di noi. La parola alla quale abbiamo creduto. Gloria al Signore. Amen? Voi non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Gloria a Dio. Alleluia. È un miracolo che Dio ha fatto. Non eravamo un popolo, ma Dio ha fatto di noi un popolo. Voglio sottolineare un po' questo aspetto, essere popolo. Noi abbiamo origini diverse. È vero? Siamo nati in posti diversi. È vero? Abbiamo culture differenti. È vero? Abbiamo una testa diversa da tutte le altre. È vero? Ma Dio ha fatto un meraviglioso miracolo. Ha preso queste cose diverse che noi siamo e ne ha fatte uno. È un miracolo. Quando ci raduniamo insieme e abbiamo uno stesso scopo. Perché ci raduniamo insieme? Io sono venuto per uno scopo e tu? Per lo stesso scopo. O no? Io innalzo il Signore e tu lo stesso Signore che innalzo io. Amen? Io voglio lo Spirito Santo e tu? Anche tu vuoi lo Spirito Santo, no? Siamo diversi, ma vogliamo e amiamo la stessa persona. E questo ci unisce e ci fa uno in Lui. È un desiderio di Gesù, sapete? Nella sua preghiera sacerdotale al Padre, pregò il Padre per questo. Padre, io ti prego. Tu me l'hai dati, io ti prego per coloro che tu mi hai dati. Fa che siano uno, come io e te siamo uno. Amen? Alleluia, Dio ci dia grazia di realizzare questo. E questo si realizza solo quando siamo insieme. È bellissimo quando non conosci dei fratelli, però vieni in contatto con loro, dei fratelli e delle sorelle, no? E si instaura un rapporto fondato su che cosa? Sullo stesso credo, sulla stessa fede. Ebbene, si sta insieme e poi senza mettersi d'accordo, ma nasce spontanea, si fa una preghiera insieme. E insieme si sente la presenza di Dio. Non è meraviglioso? E poi nasce qualcosa da quel momento, un legame
Perché l'amore di Dio è stato sparso nel nostro cuore. E quando c'è la presenza del Signore, l'impronta del suo amore è in noi. Amen? Alleluia, gloria a Dio. Quindi questo noi siamo per il Signore, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Noi siamo il suo popolo. Noi apparteniamo a Dio. Amen. E questo è meraviglioso, appartenere a Lui. Alleluia. Ancora andando avanti, leggiamo 1 Giovanni, capitolo 3. Ancora Giovanni, ancora più profondamente, forse anche di Pietro, esprime l'amore che Dio ha per noi, in quanto ci ha fatti figli suoi. 1 Giovanni capitolo 3 dice così: vedete quale amore ci ha dato il Padre. Che bella anche questa espressione, vedete? È qualcosa che si può vedere. Notate, vi rendete conto di quanto amore il Signore ha per noi, il Padre? Quello di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Puoi dire a me? Ti senti un figlio di Dio? Gloria a Dio. E tali siamo. E noi dobbiamo prendere coscienza di quello che siamo. Sapete, nella filosofia, nella psicologia, si parla tanto del sé, della coscienza del sé. Cose lunghe, non so qualcosa, ma come figlio di Dio abbiamo consapevolezza chi siamo? Mi pongo questa domanda. Sai chi sei? Perché sai chi sei, se sai chi sei, sai dove non devi andare. Sai chi non frequentare. Amen? Se tu sai chi sei, sai ciò che al Padre dispiace e ti allontani da quelle cose che al Padre dispiace, perché sei figlio di Dio. Ma se non hai piena consapevolezza di chi sei, fai tanta confusione, cercando in qualche modo di giustificarti sempre, perché Dio è buono. E chi mette in dubbio che Dio è buono? Ma Dio perdona. E chi mette in dubbio che perdona? Ma Dio sa. E chi mette in dubbio che non sa? Certo che sa, Lui sa tutto. Ma tu come figlio devi comportarti da figlio. Amen. Per questo Giovanni dice: Dio ci ama così tanto che ci considera suoi figli. E tali siamo. Siamo figli di Dio. Perché a chi lo ha ricevuto, Egli ha dato il diritto di essere figlio di Dio. Amen. Alleluia. E tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo. Il mondo non ci conosce, ci rifiuta. Non siamo simpatici al mondo. E io dico: gloria a Dio. Voglio essere simpatico al mio Padre, non al mondo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figli di Dio e non è ancora stato manifestato quel che saremo. Che bello questo. Oh, già sei un figlio di Dio. Qui sulla terra tu sei figlio di Dio. Ma ancora c'è qualcosa di più grande, di più bello, che riguarda te e me, la Chiesa. Non sappiamo ancora. Cosa sarà manifestato per noi quando incontreremo il Signore. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui. Vedete, il Signore ci ama così tanto che ci fa partecipi della sua natura divina. Non è che diventeremo dei, non fraintendetemi, ma è un prezioso regalo che Dio ci fa. Amen. Poter abitare nel cielo, dandoci un corpo adatto per stare nel cielo, in questa dimensione che noi non vediamo. Amen.
il cielo non sono le nuvole che noi alziamo gli occhi e vediamo il cielo, no, qualcosa di più alto, è soprannaturale. Amen. Alleluia. Quindi sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Vuol dire che se vuoi vedere Gesù faccia a faccia, devi essere adatto a poter vedere colui che è 3 volte santo, faccia a faccia. Quindi devi santificarti, dobbiamo santificarci. Amen. Chi commette il peccato commette una violazione della legge, e questo lo sappiamo, vero? Peccare è trasgredire la legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né conosciuto. Figliuoli, nessuno vi seduca, chi opera la giustizia è giusto come Egli è giusto. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Un'altra traduzione dice chi persiste nel peccare è diabolico. Cosa vuol dire questo? Hai sbagliato, hai peccato, hai capito che hai sbagliato. Dio ti ha perdonato, hai ricevuto il suo perdono, vero? Beh, lo senti dentro di te, perché devi ritornare a commettere lo stesso peccato? Se ritorni a commettere lo stesso peccato, non sei da Dio. Questa è una cosa diabolica. Così dice la parola di Dio. Perché il Signore ci ha liberati. Amen? Non possiamo considerare la libertà che Dio ci ha dato come un qualcosa da vituperare, perché siamo costati. Il sangue di Gesù è quello che ci lava e ci purifica da ogni peccato. E rifare gli stessi peccati è come riportare Gesù in croce. Amen. Gloria a Dio. Se si sbaglia, sappiamo che Dio ci perdona. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il suo seme dimora in lui. E non può peccare perché è nato da Dio. Ripeto, un'altra traduzione dice non persiste nel peccare. Puoi sbagliare, non siamo santi, infallibili e perfetti, ma non possiamo rifare gli stessi errori. Amen? Perché significa fare un passo avanti e un passo indietro. Un passo avanti e un passo indietro. Sei sempre lì allo stesso posto. Passa avanti e un passo indietro. Non ti muovi mai, non cresci mai, non vai avanti. Sei lì. Fai sempre gli stessi errori. E invece abbiamo cantato avanti o cado, sbaglio, perdonami Signore. Ricevo il perdono, vado avanti. Farò probabilmente altri errori. Ma io so che posso sempre confidare nel perdono di Dio. Amen? Vedete quanto amore ci dà il Signore. Siamo gente santa, sacerdozio regale, figli di Dio. Amen? Cosa possiamo dare al Signore per ricambiare tutto questo? La lode. Per offrire insieme un sacrificio di lode. Insieme offriamo il nostro culto al Signore. Ecco perché quando c'è il culto, c'è il culto, devo andare. Devo ringraziare il Signore. Non è che l'hai ringraziato una volta e basta, amici come prima, ciao, quando ci vediamo. Sento sempre il bisogno di dire grazie Gesù. Perché sbaglio sempre. Perché non sono perfetto. Perché ho bisogno della sua grazia, ho bisogno del suo legame, della comunione con Lui. Ho bisogno di Lui. Amen. Amen. Gesù dice, senza di me non potete fare nulla. Non sei indipendente. Dio ti ha messo in una chiesa, non ti isolare. Amen. Camminiamo insieme verso le vie del Signore. Cresciamo insieme. Amen.
Aiutiamoci insieme. Insieme siamo un sacerdozio regale e siamo figli di Dio. Amen. A Dio sia la lode. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia.